Bentornati e bentrovati a Storia. Inizia una nuova settimana insieme e inizia in compagnia di un altro filosofo importante. Abbiamo raccontato le vicende dei filosofi della Ionia, i primi filosofi dell'antichità. Abbiamo raccontato le vicende dei filosofi eleati, i filosofi dell'essere, e abbiamo cominciato a raccontare le vicende dei filosofi naturalisti. Abbiamo raccontato di Empedocle la settimana scorsa. Ecco, questa settimana ci concentriamo su un nuovo filosofo, Anassagora. Anassagora di Clazomene, il primo filosofo che porta la riflessione filosofica ad Atene. Atene era il centro della vita della Grecia, eppure Atene in quel momento lì era una città che ancora doveva dare il meglio di sé. Le guerre persiane, le guerre del Peloponneso erano ancora lontane da venire o stavano per arrivare, e Atene stava cercando un ruolo per la propria vita. Era una città, come dire, molto semplice. Infatti Anassagora di Clazomene venne arrestato e venne anche mandato in esilio perché riteneva che il fuoco non fosse una palla di fuoco da venerare, che il sole non fosse una palla di fuoco da venerare, ma fosse semplicemente un astro infuocato. Anassagora è il primo vero scienziato della storia dell'umanità. È il primo scienziato perché non solo fa delle scoperte di tipo scientifico-tecnico, quello molti altri uomini le avevano fatte prima di lui, ma perché riflette. E riflette arrivando a dire qualcosa che per gli uomini del tempo è una bestemmia, cioè che il sole non è Dio, ma il sole è un astro infuocato. Questa terribile verità gli costerà l'esilio, gli costerà l'inimicizia dei suoi compatrioti, eppure Anassagora continuerà per la sua strada, consapevole che la filosofia o cominciava ad osservare le cose, o cominciava a guardare in faccia le cose, oppure si sarebbe ridotta a una variante della fantasia. Anassagora, primo scienziato, desidera che la filosofia non si allontani mai dall'uso della ragione. Proprio per questi motivi ancora oggi, e lo vedremo, ricordiamo la riflessione della forza di Anassagora come una delle riflessioni e delle forze più interessanti della storia della filosofia. Ma lo raccontiamo domani, sempre qui, sempre a Storia.